Cabinovia parla l'assessore comunale Everest Bertoli, il comune intende modulare alcune caratteristiche del progetto, bocciata ogni ipotesi di tranvia. Il trentenne triestino morto in carcere a Gorizia il 1° maggio scorso sarebbe stato ucciso da un'overdose di metadone e benzodiazepine. Questo è il risultato dell'autopsia. Prima ruba ai turisti, poi picchia una donna, arrestato dai carabinieri di Duino Aurisina un 36enne algerino. Lo aveva inseguito anche un poliziotto in vacanza. Lungo intervento di riqualificazione per il parco della Balletta del Corno a Gorizia, costato oltre 21 milioni, sarà inaugurato il prossimo 11 luglio. Il caldo e le alte concentrazioni di ozono nell'aria di Trieste spingono il comune alle raccomandazioni. Niente attività all'aperto nelle ore calde, specie per i soggetti fragili. Parte domani da Trieste per concludersi a Gorizia il campionato nazionale di ciclismo su strada, limitazioni e divieti in mattinata. 10.000 persone hanno affollato Piazza Unità per assistere al primo dei concerti galleggianti promossi da Elisa, sul palco della Palinuro anche Tananai e altri ospiti. Buonasera telespettatori di Tele4, benvenuti a questa edizione del nostro notiziario. Parliamo ancora di Cabinovia, l'abbiamo fatto ieri a Ring con l'assessore comunale al bilancio e al Porto Vecchio Everest Bertoli, specificando, nel caso appunto di Bertoli, alcune caratteristiche del progetto che il comune intende come progetto modulare, ma Bertoli ha anche bocciato ogni ipotesi di tranvia. Si sta componendo quella famosa cosa per cui la cabinovia è modulare. Ma la cabinovia è modulare. Ecco, allora lei può dirmi in tutta onestà, oggi potrebbe essere, domani dovesse mai partire il primo tratto e poi l'obiettivo è arrivare a Miramare. La cabinovia è un sistema moderno di trasporto, al di là di tutto poi insomma che riduce gli inquinamenti eccetera, un sistema moderno di trasporto sia del trasporto pubblico locale, ma anche sia con una valenza turistica, che può diventare un sistema che si può allungare a rami a piacimento dopo. Quindi dal Molo Quarto può arrivare tranquillamente a Miramare, può arrivare tranquillamente in futuro, ovviamente serviranno finanziamenti nuovi, questo certamente, ma può arrivare poi sicuramente a Montegrido, del quale è vero, Rossi lo ha già detto 2 anni fa, ci stiamo studiando, abbiamo fatto anche degli studi e nulla vieta nel futuro di implementare su molte parti della città un sistema di trasporto pubblico locale innovativo. Quello che ha detto non è mica da poco, Cioè, cosa vuol dire? Il tram è qualcosa di molto interessante, molto bello, è qualcosa del quale ci siamo affezionati tutti e resterà in funzione ed è qualcosa di pittoresco e turistico. Con quella linea del tram che abbiamo oggi, il comune di Trieste perde 1 milione di euro all'anno, ci rimette, perché è così, è qualcosa di turistico e lo terremo in funzione. Ma la scelta in questa città... Come Padova, Cioè anche Padova sicuramente, ma qualsiasi. Per i tram. Questa città ha fatto una scelta non 5 anni fa, non 10 anni fa, non 20 anni fa, ma decenni fa, quando ha deciso di eliminare, per esempio sulle rive il tram, le auto, per fare qualcosa di differente. Oggi quando sento il tram da via Flavia sulla linea della costa, che siano le rive e tutto, non mi viene da pensare nulla, semplicemente è la proposta di una opposizione che è entrata in un vicolo cieco, dove la linea l'ha detta il comandante La Terza e il PD esegue, perché è questo il dato politico, dove anche chi voleva avere e pensava di avere un'idea diversa è stato richiamato all'ordine dicendo no, perché l'unico dato politico di questa delibera, poi magari se volete ne parliamo anche dei sondaggi del piccolo e dell'atteggiamento del piccolo, l'unico punto di caduta di questa opposizione su questa delibera è blocchiamo tutto, fermiamo tutto, facciamo vedere alla città che non si è capaci di andare avanti, perché così magari qualcuno pensa che tra 2 anni, a sinistra, tornerà a fare il sindaco. È stato arrestato un 36enne algerino che ieri aveva picchiato a sangue la titolare di un bed and breakfast dopo aver derubato alcuni turisti. Il fatto è accaduto vicino al porticciolo di Duino Aurisina.
Prima deruba alcuni bagnanti di una borsetta e 2 cellulari, poi, inseguito da un poliziotto lombardo, anch'egli in vacanza, si rifugia in un bed and breakfast. Qui pesta a sangue la proprietaria triestina di origine statunitense. È finito al Coroneo un algerino di 36 anni irregolare nel nostro paese, bloccato dai carabinieri di Duino Aurisina, che hanno poi restituito ai turisti derubati gli oggetti sottratti. Il tutto è avvenuto ieri nei pressi del porticciolo di Duino. La donna, titolare del bed and breakfast, esperta di arti marziali, trovatasi l'uomo nel giardino della struttura, ha cercato di difendersi quando il malvivente ha afferrato un pezzo di legno per aggredirla. L'uomo, raggiunto nel frattempo dal poliziotto e dai carabinieri, si sarebbe scagliato anche contro una ragazza. L'autopsia ha chiarito le cause della morte il 1° maggio scorso nel carcere di Gorizia del detenuto triestino Denis Battistuti Maganuco, un mix letale di sostanze. Un'overdose di metadone e benzodiazepine sarebbe questa la causa della morte del 30enne triestino Denis Battistuti Maganuco lo scorso 1° maggio all'interno del carcere di Gorizia, dove era detenuto per un furto di medicinali dalla farmacia comunale di Staranzano. Secondo quanto riporta Il Piccolo, sarebbe questo il risultato dell'autopsia chiesta dall'avvocato difensore del triestino Massimo Scrascia, che in accordo con la famiglia del giovane aveva anche presentato un esposto in procura a Gorizia per fare chiarezza sulle cause della morte. Il mix letale di sostanze è stato assunto da Maganuco pochi giorni dopo il suo arresto da parte dei carabinieri isontini mentre si trovava all'esterno della farmacia di Staranzano insieme a un complice, dopo la segnalazione di un residente che aveva assistito al furto. L'esposto del legale mira proprio ad accertare lo svolgimento dei fatti, rispondendo a una serie di interrogativi su chi e come abbia fornito quelle sostanze al 30enne, sulla vigilanza e sui soccorsi nel carcere goriziano. Un 50enne triestino è stato denunciato in stato di libertà in quanto trovato in possesso di 14 piante di cannabis di un'altezza variabile tra i 60 cm e il metro. L'operazione è stata svolta dai carabinieri della stazione di Borgo San Sergio. Mentre venivano effettuati i controlli in centro città, sul balcone di un appartamento hanno notato alcuni vasi sospetti. Dopo aver approfondito il caso, i militari si sono ritrovati davanti una piantagione immediatamente posta sotto sequestro. Un 57enne di Mondragone, in provincia di Caserta, è stato denunciato dai carabinieri per truffa. L'uomo, residente a Trieste, pregiudicato, si era messo d'accordo per la compravendita di un'autovettura e di un immobile con un 28enne egiziano incensurato e regolare. Una volta consegnato il denaro, l'egiziano non ha visto né l'una né l'altro. Le indagini sono state portate avanti dai carabinieri di Borgo San Sergio, cui la vittima del raggiro si era rivolta. Il riqualificato Parco della Valletta del Corno di Gorizia sarà inaugurato il prossimo 11 luglio. Previsti anche nuovi lavori per collegare l'area verde al centro cittadino. Lo ha annunciato il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna. Però c'è una data certa, lo dicevamo prima, invece per la Valletta del Corno, giusto? Sì, quasi certamente dovrebbe essere l'11 luglio, ne so che i lavori sono finiti e sarà una zona, penso probabilmente la zona più illuminata di Gorizia, dotata di decine di telecamere, uno spazio per le famiglie, dai bambini agli anziani. Un lungo intervento di riqualificazione per il Parco della Valletta del Corno a Gorizia, costato complessivamente oltre 21 milioni, sarà inaugurato il prossimo 11 luglio, ma i nuovi lavori sono previsti anche per collegare meglio l'area verde al centro cittadino. Tra l'altro uno dei pallini nostri è quello di collegare la Valletta del Corno proprio con la città e lo faremo attraverso la realizzazione di un ponte in acciaio e legno che dalla Valletta arriverà proprio quasi certamente nella zona all'altezza di via Boccaccio, perché ci piacerebbe, adesso ci stiamo lavorando sopra, ci piacerebbe collocare nella Valletta del Corno delle opere di artisti, stiamo dialogando in questo senso, con delle sculture che possono perciò rimanere all'aria aperta, e perciò un parco sì verde, ma anche una sorta di museo cielo aperto. Sono tutte cose sulle quali stiamo lavorando, ma ripeto, a proposito di cose sulle quali stiamo lavorando, è ovvio che dobbiamo pensare ai prossimi anni, perciò chi conosce Gorizia, il ponte di Piuma, quello che alla fine di Viale 20 Settembre traguarda, supera il fiume Isonzo per andare verso Slavio e San Floriano,
quel ponte lì, abbiamo già un progetto di massima con costi intorno ai 5 milioni e mezzo, quasi 6 milioni, è un ponte che assolutamente non è più adeguato, ma da decenni alle esigenze della città. Ecco perché siamo pronti a, non appena reperiremo le risorse, per raddoppiare il ponte. Sarà una cosa stupenda, piste ciclopedonali, lato destro, lato sinistro, carreggiate più grandi. Caldo e ozono a Trieste spingono il comune a diramare una nota per consigliare alla cittadinanza alcune precauzioni. L'aumento delle temperature e la concentrazione di ozono nell'aria hanno spinto il Comune di Trieste a consigliare alla cittadinanza di attenersi a una serie di precauzioni per la tutela della salute. Stamani il termometro in città ha superato i 30 gradi e a questo si associa già da alcuni giorni il superamento della soglia d'attenzione 120 microgrammi per metro cubo d'aria di ozono atmosferico nel territorio di Trieste. Una situazione prevista inizialmente fino a ieri, ma che poi si è protratta e durerà almeno fino a domani, domenica, secondo le previsioni dell'ARPA. Dunque il Comune, in base al piano d'azione comunale, invita soprattutto le fasce più sensibili della popolazione ad adottare precauzioni per limitare l'esposizione a questo elemento inquinante. Soggetti sensibili sono i bambini, gli anziani e chi svolge attività fisica all'aperto, sia per i lavoratori che per gli sportivi. Sono a rischio persone asmatiche e con patologie cardiologiche e polmonari. Si consiglia loro di evitare di svolgere attività fisica all'esterno, specie nelle ore calde della giornata, e di attenersi a un'alimentazione ricca di antiossidanti, vitamina C, vitamina E e selenio. Sono quasi 32.000 le famiglie del Friuli Venezia Giulia in povertà energetica, tra le più a rischio quelle dove il capofamiglia è un lavoratore autonomo. Anche in Friuli Venezia Giulia le imprese con meno di 20 addetti costituiscono il 98% delle realtà produttive presenti in regione. Nell'immaginario collettivo, da almeno 45 anni, il Friuli Venezia Giulia è la regione delle piccole imprese. Queste realtà sono l'asse portante dell'economia della regione e uno dei motivi di successo nel mondo di questo territorio. Purtroppo, tra tasse, burocrazia e caro bollette, il quadro generale non è dei migliori, specialmente per quanto riguarda i costi energetici. Infatti, mettendo a confronto quelli delle piccole con quelli delle grandi imprese, emerge un differenziale spaventoso che penalizza enormemente le prime. Se per le bollette dell'energia elettrica gli artigiani, gli esercenti, i negozianti e i piccoli imprenditori pagano il 55% in più delle grandi industrie manifatturiere e commerciali, per quelle del gas addirittura il doppio. A denunciarlo è l'ufficio studi della CGA di Mestre. Va comunque sottolineato che il divario dei costi energetici tra grandi e piccole imprese è sempre esistito e tale situazione è presente anche negli altri paesi europei. Tuttavia, a differenza dei nostri principali competitor commerciali d'Oltralpe, a nord-est il peso delle piccole imprese sull'economia nazionale e regionale non ha eguali. Pertanto, la penalizzazione delle nostre micro e piccole aziende è la più insopportabile d'Europa. Daniele D'Amele è stato riconfermato all'unanimità alla guida di Federmanager Friuli Venezia Giulia nel corso della prima seduta del nuovo direttivo regionale svoltasi a Udine. Il direttivo è stato rinnovato alcune settimane fa a San Vito al Tagliamento dall'assemblea elettiva, alla quale hanno partecipato oltre 300 iscritti, numero comprensivo di quelli partecipanti per delega. In tutto 1.200 sono gli aderenti all'Associazione dei dirigenti delle imprese private industriali. Il direttivo ha eletto Edo Tagliapietra di Trieste, vicepresidente vicario, e Alessandro Pellis di Pordenone, vicepresidente. Al termine del primo direttivo, D'Amele ha ringraziato per la fiducia, affermando che i prossimi 3 anni saranno molto importanti e sfidanti per realizzare un programma ambizioso che sta alla base e che ispirerà l'azione del nuovo direttivo, che si riunirà nuovamente il prossimo 12 settembre a Palmanova. Prima della pubblicità riusciamo a farvi vedere il servizio sulle limitazioni che sono previste domani in città collegate al campionato italiano di ciclismo su strada. Ce le ha comunicate questa mattina durante il telegiornale delle 13:20 la polizia locale. È prevista, oltre alla gara ciclistica, che partirà 10:30, mi sembra che sia previsto,
E in riva Ottaviano Augusto sono previsti dei divieti di sosta con rimozione per necessità, diciamo, delle organizzazioni, e poi ci sarà la sospensione temporanea della circolazione gestita appunto dal nostro personale nella zona di Piazza Unità, Riva Caduti per l'Italianità, Riva 3 Novembre, Piazza Duchi degli Abruzzi, la bretella di collegamento con la largo Città di Santos e il Piazza Duche degli Abruzzi. E poi il percorso si snoderà verso Porto Vecchio, Porto Vivo, Viale Miramare, Bivio e chiaramente dopo strada costiera. Adesso la pubblicità, poi torniamo ancora con altri servizi, fra cui anche vedremo le immagini del concerto a bordo della Palinuro di Elisa. Dopo la pubblicità rimanete in nostra compagnia. Entriamo in studio ancora con la cronaca. Una tredicenne è stata investita l'altra sera a Staranzano mentre stava attraversando sulle strisce pedonali. La vettura investitrice si è allontanata. I carabinieri hanno eseguito i rilievi a fronte dell'allontanamento dell'automobilista ed hanno proceduto all'ascolto di chi in qualche modo avesse assistito all'investimento, anche per riferire qualche dettaglio nel raccogliere tutti gli elementi utili alla ricostruzione dell'evento e al riconoscimento dell'auto pirata. Fortunatamente le condizioni della tredicenne non sono apparse serie, resta comunque l'impatto psicologico che una circostanza del genere può provocare. It's Arcademy, il museo della moda contemporanea, dedica una sala ad Anita Pittoni. Ieri l'intitolazione, a cui ha fatto seguito una lettura teatrale affidata ad Ariella Reggio e la presentazione di un nuovo itinerario turistico. Se mai una figura dell'arte triestina ha preincarnato lo spirito di It's, questa è sicuramente Anita Pittoni. Non è un caso dunque che il primo museo della moda contemporanea in Italia abbia dedicato alla Pittoni la propria sala multifunzionale. Il tutto è avvenuto ieri durante un incontro dal titolo Ho bisogno di affetto e la città è dura, una sorta di happening cui hanno preso parte amici, testimoni e studiosi che hanno conosciuto Anita Pittoni e nel corso degli anni ne hanno custodito la voce. Ariella Reggio poi ha animato una lettura scenica intitolata Anita batte a macchina, omaggio teatrale scritto da Gioia Battista, il dialogo fra Anita e la sua infermiera. Anita Pittoni che aveva il suo studio in via Cassa Risparmio 1 e noi siamo in via Cassa di Risparmio 10. C'è una sorta di passaggio del testimone, stiamo raccogliendo un testimone che era ancora nell'aria e cerchiamo di portarlo avanti per i prossimi anni. Non è tutto. Da It's Academy e da via Cassa di Risparmio parte un nuovo percorso turistico creativo, Born to Create, percorsi di arte e moda a Trieste, ideato assieme a Promoturismo FVG, che prevede una tappa proprio al palazzetto veneziano al Civico 1, dove Anita Pittoni visse e lavorò. Il tour si snoderà poi per le strade di Trieste, con tappe in Corso Italia, Piazza Ponte Rosso, via Torre Bianca e via di Cavana, concludendosi con uno sguardo alle creazioni delle nuove generazioni di designer con la visita alle mostre in corso a It's Academy. Un itinerario turistico che parte da lei, dalla sua esperienza, che si poi racconta le altre donne, gli altri uomini di questa città che hanno lasciato dei semi di cultura. La visita, della durata di 1 ora e 30 minuti circa, pensata per gruppi fino a 20 persone e realizzata in italiano e in inglese, sarà disponibile attraverso il portale di Promoturismo FVG Regiondo. È un viaggio nel tempo e nell'identità la mostra Voi siete qui che ERPAC ha inaugurato ieri a Palazzo Attems a Gorizia. La si potrà visitare fino alla fine di ottobre. È un viaggio nel tempo e nell'identità quello proposto dalla nuova mostra Voi siete qui, allestita a Palazzo Attems Petzenstein di Gorizia. L'esposizione, inaugurata il 27 giugno, è parte del programma ufficiale di Go 2025, che vede Nuova Gorizia e Gorizia unite nel ruolo di capitale europea della cultura. Organizzata da ERPAC Friuli Venezia Giulia, la mostra offre uno sguardo profondo sul territorio goriziano, raccontandone la complessità culturale attraverso le collezioni dei musei provinciali. Un percorso che si snoda dal Settecento alla Prima Guerra Mondiale,
monumentale, intrecciando opere d'arte, documenti storici, fotografie, libri e mappe. Ogni oggetto è stato scelto per restituire un tassello della storia di questo territorio di confine multiculturale e poliglotta, dall'identità istituzionale e politica documentata dagli archivi al patrimonio librario in più lingue, fino alla produzione artistica locale con nomi come Tomins, Bolaffio, Crali e Spazzapan. Noi immaginiamo una cultura di frontiera per una terra di confine e la cultura di frontiera guarda con amicizia alle identità che stanno al di là, quelle lontane o vicine che siano, però per fare questo bisogna innanzitutto conoscere la propria storia, la propria identità. Particolarmente significativo l'autoritratto con il fratello Francesco di Giuseppe Tomins, simbolo della fratellanza tra Nuova Gorizia e Gorizia. C'è spazio anche per testimonianze originali del paesaggio agricolo, come il grande dipinto di fine Ottocento che immortala con precisione quasi fotografica la varietà di frutta del goriziano. Testi esplicativi in italiano, sloveno, tedesco e friulano accompagnano l'allestimento per valorizzare le anime plurali di un territorio profondamente europeo. Questa è una mostra che vuole dare delle suggestioni, non pretende di essere esaustiva, però vuole dare delle suggestioni di quello che è questo territorio, che quest'anno poi insomma è sotto i riflettori come capitale europea della cultura. Di quello che noi vogliamo dare sono, diciamo, dei flash di storia, di cultura a vasto raggio naturalmente a 360 gradi, tradizioni, personalità artistiche, insomma personaggi importanti del territorio. La mostra è visitabile fino al 31 ottobre, tutti i giorni con orario continuato e in estate anche in fascia serale il venerdì e il sabato. Sempre a Palazzo Atems, in parallelo è visitabile anche la mostra dedicata a Zoran Muzic, che dialoga idealmente con questo percorso, completandone la narrazione. Il primo weekend di questa calda estate italiana è segnato dall'immancabile esodo di milioni di italiani che si sono messi in movimento verso le mete turistiche o le gite fuori porta. Il traffico sulle principali arterie è andato aumentando nel corso di questa giornata, senza però particolari problemi lungo le direttrici che portano al mare o in montagna. Particolare attenzione invece sarà rivolta al prossimo weekend, dal 4 al 6 luglio, quando spunterà il primo bollino rosso dell'estate a partire dal pomeriggio di venerdì. Gli itinerari interessati sono in direzione sud, le principali direttrici verso le località di villeggiatura, in particolare lungo le dorsali adriatica, tirrenica e ionica e lungo i valichi di confine in direzione di Francia, Slovenia e Croazia, lungo l'arco alpino e in uscita dai centri urbani. Per il contrasto alla guida in stato di ebbrezza alcolica e sotto effetto di stupefacenti sarà intensificata anche l'attività di controllo lungo gli itinerari di collegamento con le destinazioni di interesse turistico, con l'utilizzo sistematico anche nelle ore notturne di etilometri e precursori. È andato in scena dunque ieri in Piazza Unità davanti a 10.000 persone il primo dei 3 concerti galleggianti promossi da Elisa. Ospiti di ieri sera Tananai, Gemitites e Mace, ma anche la cantante monfalconese che si è esibita davanti ad un pubblico entusiasta. Un tramonto da brividi nonostante il clima bollente, e quello è andato in scena ieri sera davanti a una Piazza Unità affollata da 10.000 persone per il primo dei 3 concerti intitolati Tramonti a Nord-Est, promossi da Elisa insieme alla sorella Elena. Un format particolare di grande suggestione con le esibizioni degli artisti dalla nave Scuola Palinuro ormeggiata all'altezza della Scala Reale. A Trieste la cantautrice monfalconese non è stata solo presente come si ipotizzava alla vigilia, ma anche cantato da sola e in coppia con Tananai, altra star della serata che ha richiamato il pubblico più giovane. Nella seconda parte della serata la piazza ha ballato con la musica di Gemitites e il DJ set di Mace. Uno
show galleggiante con altre 2 repliche, con altri ospiti e un'originale modalità di fruizione solo dalle imbarcazioni. Questa sera a Monfalcone e domani a Grado. Appuntamento ormai tradizionale, si è svolta oggi la pulizia dei fondali organizzata dalla Lega Navale, presente anche la Regione che ha ribadito il proprio appoggio all'iniziativa. L'appuntamento è di quelli che si ripetono e tuttavia la mattinata che il gruppo ambiente della Lega Navale organizza per ripulire i fondali è anche occasione per testare in maniera magari empirica persino lo stato di salute del mare. Chi va per mare, questa categoria di cittadini, non inquina praticamente più, però eventi atmosferici, labora, portano in mare dei rifiuti. Questa è l'occasione buona per rimuoverli. In ogni caso l'appuntamento fa parte di una serie di iniziative di sensibilizzazione che la Lega Navale ha da tempo intrapreso, non ultima la campagna contro i mozziconi di sigarette gettati in mare. Finiremo anche le iniziative ambientali per quanto riguarda l'educazione, soprattutto per il recupero delle plastiche, quindi tutti i sistemi, tutti i rifiuti che vanno riciclati, abbiamo dei punti di raccolta e poi anche avremo un momento di attenzione sullo spreco dell'acqua dolce, quindi cercheremo di limitare con dei sistemi di chiusura automatica sui pontili. Paradossalmente nel corso degli anni il rifiuto più ingombrante ripescato dai volontari sembrerebbe appartenere ai diportisti. Tra i rifiuti che abbiamo trovato negli vari anni che facciamo questo intervento, i rifiuti più importanti, più pesanti e più impattanti sono i copertoni, i pneumatici come cosiddetti, che incredibilmente come fanno arrivare anche di camion di misura grande. Purtroppo alcuni diportisti li usano come parabordi e questo non è consigliato, primo perché sporca la barca, secondo perché quando si rompe la cima che li trattiene vanno sul fondo e diventano un inquinamento pesante. Da tempo a fianco della Lega Navale per questo tipo di iniziative è presente la Regione e stamani l'assessore Scocimarro ha inteso ribadire questo impegno. Noi continuiamo ad appoggiare con l'attività della Regione questo tipo di sensibilità ambientale, dai più piccoli, dai bambini dell'asilo fino ai più grandi, ma soprattutto andiamo a far sì che questo diventa veramente un mantra per tutti per avere un mare più bello e migliore. Trieste la qualità è buona e quindi non ci possiamo lamentare, anzi non c'è inquinamento praticamente nel mare e eventi come questi vanno a verificare, in questo caso i pochi rifiuti che ancora troviamo sott'acqua, ma ripeto dovuti non all'inciviltà di chi va per mare ma purtroppo agli eventi atmosferici. È partito a Gorizia il torneo giovanile Bora, appuntamento che riunisce oltre 150 giovani atleti da tutto il territorio, proseguirà fino a domani al Palazzetto della Valletta del Corno. Gareggiano categorie Under 14, Under 18 e Over 20 in un fitto calendario di gare ed è organizzato dall'Edera Trieste e dalla sua presidente Rossella Bagnardi, società di hockey triestina con la collaborazione della Fiamma Hockey Gorizia, storica associazione sportiva guidata da Sergio Cosma. È tutto per questa sera, vi ricordo che noi ci vediamo domani alle 13:20, buon proseguimento di serata, arrivederci a domani.